La Regione Veneto sostiene da anni l'Istituto Pio XII di Misurina, ma i pazienti sono sempre meno e i costi sono sempre più alti. Per estendere la possibilità di accogliere pazienti in età pediatrica, anche non affetti da asma, al centro è stata riconosciuta anche la funzione dei disturbi dell'apprendimento, ma i medici mandano presso il centro di Misurina troppo pochi pazienti, preferendo altre strutture, quali poli universitari e ospedalieri. Nell'ultimo anno poche unità di pazienti contro un finanziamento pubblico di 1 milione di euro. Ciò è quello che afferma l'assessore alla sanità e al sociale della Regione Veneto Manuela Lanzarin, rispondendo al consigliere regionale del Partito Democratico, il quale ha chiesto un intervento della Regione in merito alla decisione presa dalla proprietà, ovvero la diocesi di Parma, che intende chiudere l'istituto per bambini asmatici. Nonostante i tentativi fatti di coinvolgere anche altre regioni, il numero di pazienti è risultato estremamente esiguo. Per sostenere l'Istituto Pio XII, la Regione ha messo in budget un finanziamento pari a 3 milioni di euro nel 2019 e la struttura continuerà la sua attività fino a fine anno. Struttura, ricorda l'assessore, non pubblica, ma privata e convenzionata. Un polo certamente d'eccellenza, ma sul quale la competenza è della proprietà. I pazienti saranno sicuramente curati in maniera eccellente presso altre strutture.